Ciak, si gira. Benvenuti alla conferenza stampa. Buonasera a tutti, siamo qui per commentare a caldo i risultati delle partite di ieri e di oggi, visto che abbiamo qui a disposizione in esclusiva per noi i 3 coach delle varie categorie Aquilotti esordienti, Under 15 e Under 17, quindi a loro la scena. Partiamo con coach Manzana. Gli Aquilotti, la partita di ieri e la partita di oggi, come sono andate? Impressioni, risultati? Gli Aquilotti ieri hanno giocato una partita assolutamente di rilievo, soffrivano un po' l'emozione di un primo torneo, però abbiamo perso di pochi punti, proprio 2 quarti vinti, 2 quarti persi, 3 quarti persi e 1 pareggiato, e il punteggio finale era un 33-31. Quindi veramente grande soddisfazione per il risultato di ieri. Questa mattina abbiamo incontrato una squadra nettamente al di sopra delle nostre possibilità, quindi insomma ci siamo già giocata, qualche punticino l'abbiamo fatto e poi siamo tornati a giocare in spiaggia. I ragazzi sono contenti? I ragazzi contenti. Il morale è alto? Il morale è alto. Oggi pomeriggio 2012 hanno anche esordito con gli esordienti, quindi hanno fatto una doppia partita, quindi diciamo bene, assolutamente positivo. Aspettiamo lo spritz per nonostante la doppia sconfitta rimane confermata il coach Manzana alla guida degli Aquilotti? Al momento non abbiamo nessun comunicato ufficiale da dare e rimane in carica fino a data da destinarsi. Lunedì sarà ancora alla guida della squadra? Lunedì, poi con martedì verificheremo con il direttivo una serie di cose e poi faremo le nostre valutazioni, sarete informati su questo. Perfetto, passiamo a coach Magno Cavallo. Esordio ieri sera con una sconfitta. Sì, una sconfitta per la 17, una partita un po' a due facce, prima faccia dove siamo riusciti a stare lì fino a 24, a meno 4 e dopo abbiamo perso invece di 25 punti. Ci siamo infatti invece oggi pomeriggio giocando una bella partita contro Emasi, una squadra molto fisica e partita equilibrata perché punto a punto con massimo vantaggio di 5-6 punti e condotta in porto con una buona determinazione e un buon contributo di tutta la squadra. Ottima giornata oggi per coach Magno Cavallo che ha vinto tutte le partite del sabato, anche con gli esordienti. Come sono andate? Sì, stamattina Esordiente ha fatto una grande partita contro una delle squadre che dovrebbe essere favorita del torneo. Abbiamo vinto 6 quarti, ma soprattutto è stata una partita molto fisica e con un arbitraggio che lasciava molto andare, però siamo bravi ad adattarci al metro arbitrale, ha fatto una buona partita e soprattutto tutti i ragazzi contenti. Nel pomeriggio abbiamo replicato, abbiamo vinto contro 90 e anche lì c'è stata una bella partita, non sono tutti per me e adesso testa e cuore alla semifinale di domani sera alle 7 che dovrebbe aprirci le porte per la seconda finale consecutiva dopo quella dell'anno scorso. Bene, l'infermeria è sempre piena. L'infermeria è un po' strapiena anche perché la partita di stamattina soprattutto ha un po' provato i ragazzi, ma con il nostro super staff medico contiamo di recuperarli tutti per domani sera. Che sono le mamme. Lo staff medico. Ecco lo staff medico. È arrivato dal Trentino finalmente. E coach Anfora, partiamo dalla rissa sfiorata. Non riesce ancora a gestire il suo carattere irruento. Il coach è un po' esagitato. Una panchina un po' calda, una panchina un po' prendere o lasciare. Dai, Under 15 2 sconfitte. La prima forse si poteva evitare, si poteva giocare un po' meglio, ma i ragazzi ci sono
lottano fino in fondo. Poi noi abbiamo una super infermeria piena, siamo veramente a ranghi ridotti. Oggi invece è una partita più difficile perché è una squadra decisamente più forte. Scusi signora, il signor Teo Tav ci dice c'ha 2 lauree Anfora. Questo sapete chi è? Ciccio. Matteo Taverna. È Ciccio Taverna, sì. No, Taverna. Salutiamo Ciccio. il mio grande allenatore. Basta sprizza Anche il più grande. Comunque la vittoria arriverà domani. A Gradara. Perfetto, possiamo chiudere la conferenza stampa. A domani.